Channel e bentornati nelle nostre trasmissioni online su questo canale di YouTube. Diamo il via a una nuova rubrica, una nuova rassegna di quello che saranno i contenuti del nostro bimestrale Epoca Nostra, che appunto dà il nome poi a questo canale di YouTube. Epoca Nostra è un giornale che si occupa di cultura, di società, di costume ed ha naturalmente un direttore che è una persona molto, molto conosciuta a Trapani, un pubblicista, un giornalista di grande fama qui a Trapani, appunto il professore Ingardia, che ora introdurremo, che ci farà una breve descrizione dei argomenti appunto dell'Epoca Nostra di questo bimestre, che troverete nelle edicole trapanesi. Allora, benvenuti intanto a tutti coloro che vedranno questa nostra prima trasmissione, che per me è molto augurale, perché per due motivi. Intanto perché oggi è un giorno 17 ottobre e adesso si dice che non è più un giorno sfortunato ma fortunato, e poi stranamente ci ha accolto oggi una bellissima giornata di sole malgrado tutto quello che sta avvenendo di intemperie in Italia e in Sicilia, quindi ben augurante da questo punto di vista. E poi un'altra cosa volevo dire, non aspettatevi di trovarmi qua un direttore di Epoca Nostra con tanto di cravatta e doppio petto, perché noi siamo abituati invece, contrariamente, siamo abituati a sbracciarci e a lavorare e sodo e soprattutto disinteressatamente. E allora diamo inizio a questa prima rassegna del nostro periodico, oggi bimestrale, che sarà a giorni su tutte le edicole a Trapani. E vedete, la prima pagina molto opportunamente l'abbiamo dedicata a un poeta, scultore, naturalista trapanese, Vito Ruggirello, che è scomparso l'8 dicembre dello scorso anno. Quest'estate a lui è stato dedicato un memorial a questo nascita, dove c'erano tante iniziative, ma soprattutto nel quale memorial l'ha fatto da padrona, la poesia. Ed è che questo di fatto è il pezzo di apertura del nostro giornale, nel quale appunto si parla di questi fatti, si parla del perché dell'iniziativa, e che è stata anche un'occasione unica, leggo, per nutrire la speranza che anche un umile figlio di questo territorio, poeta, pittore naturalista, sensibilissimo, possa lasciare il segno soprattutto nelle coscienze e nel modo di spendere la propria vita da parte delle future generazioni. Così, tanto per citarlo, ma poi avrete modo di leggerlo, i vincitori di un premio speciale, il premio Elimo Poeta Abate per la poesia, sono stati per la poesia in italiano Alberto Barbata e per la poesia in dialetto siciliano il nostro editore Nino Barone. Questa è la prima pagina, passiamo alla seconda pagina, dove partiamo subito sparate con un articolo molto interessante, il cui titolo è I 100.000 poeti per il cambiamento, e parla di un'iniziativa che si è svolta per la prima volta in Sicilia, è una fra le tante 800 addirittura svoltesi in 115 nazioni, e che quest'anno è approdata a Grotte. E guarda caso, di questo siamo molto felici, per rappresentare la nostra provincia sono stati presenti Nino Barone e Marco Scalabrino. Quindi c'è un pezzo sull'antologia poetica per Don Pugliese, un'iniziativa molto interessante, che si è tenuta, la presentazione di questa antologia si è tenuta nella Sala Gialla di Palazzo dei Normanni e presentata dall'Associazione Européenne des Cheminots, sezione italiana Sicilia, si tratta evidentemente di una raccolta di poesie dedicate a padre Pino Pugliese. Da citare anche in questo caso che ci sono alcune poesie su questa antologia dei trapanesi Valentina Catanese, Alberto Crescente, Palma Mineo, Maria Molinari, Beatrice Torrente e anche del sottoscritto. Andiamo a pagina 3 di Epoca Nostra, troviamo la rubrica Chi da nicchia. Questa volta lasciamo i nostri amici poeti e dialettali liberi di partecipare alla redazione di questa pagina, che continua a essere interessante per i lettori e anche per gli addetti ai lavori. Troviamo poesie di Vincenzo Adamo, di Voltaggio, di Nino Barone, di Marco Scalabrino, di Sebastiano Vassallo e del sottoscritto.
E passiamo a pagina 4. A pagina 4 apriamo con I passi lirici di Beatrice Torrente, un pezzo scritto dal nostro prezioso collaboratore Antonino Tobia, e che parla appunto della presentazione di questo libro presso la suggestiva Antica Corte delle Ninfee di via Badia Grande. È un libro di cui si dice che il sottoscritto perlomeno ha interpretato che la Torrente abbia una musa dai connotati terreni. La poetessa canadese Margaret Fishback, autrice della poesia Orme sulla sabbia, erroneamente attribuita per decenni ad un anonimo brasiliano. Quindi c'è un servizietto sul 15° premio di poesia Città di Partanna, la cui cerimonia si è tenuta nella magica atmosfera del gremitissimo salone dello splendido Castello Grifeo, e addirittura per il quale nella prossima edizione si vorrebbe, a quanto pare, sentire risuonare versi e prose e le parole di molte lingue che oggi ne si intrecciano nelle nostre campagne, nei porti e nei mercati, voci dei nostri fratelli di terre vicine e lontane. E andiamo a pagina 5. Pagina 5 è un altro interessante servizio firmato dalla Lea Paladino, pedagogista, clinica operatrice del centro di ascolto dei comuni di Valderice e Buseto Palizzolo. Il titolo è Letteratura al femminile, la zia marchesa siciliana d'un tempo. Si parla appunto di una nota critica e anche apprezzativa, se così possiamo dire, di questo romanzo che descrive la decadenza di un'aristocratica famiglia siciliana, nel quale però una cosa importante: il padre, contrariamente a quello che avveniva di solito e forse avviene ancora in tante famiglie, nomina la figlia erede universale anziché i fratelli, magari i fratelli maggiori. Quindi tutto da leggere. E andiamo a pagina 6. Pagina 6 c'è un altro articolo interessante firmato da Salvatore Agueci e riguarda la proposta editoriale di denominare Pizzolungo, anziché Pizzolungo, aggiungere Piana di Anchise e quindi coniare il termine Pizzolungo Piana di Anchise. Addirittura c'è la proposta anche di un'accademia virgiliana. E c'è stata un'assemblea anche a compendio di questa manifestazione, di questa presentazione, in cui i pizzolunghesi sono stati chiamati a dare il loro parere. Si farà in sostanza una sorta di referendum popolare e è lecito dire anche che qualcuno magari si sarebbe atteso anche una proposta alternativa. Poi abbiamo Oltre la collina, qui c'è la presentazione di un interessante libro della nostra collaboratrice Anna Burdua, un libro di memoria ovviamente, che si propone appunto di far rivivere il patrimonio di ricordi che non poteva andare disperso né dimenticato. A firmarlo Caterina Colomba. E siamo a pagina 7. Pagina 7, da notare la consegna di una targa al magistrato trapanese Pino Alcamo, consegna che è avvenuta durante la manifestazione Poeti sotto le stelle, è organizzata dall'associazione Poeti sotto le stelle Drepanum di Trapani. E quindi un articolo sul filo della memoria, firmata dall'ex dirigente scolastico Michele Russo. Il titolo è C'era una volta il jukebox. Leggiamo brevemente: per fortuna c'era il jukebox coloratissimo, decorato di plastiche, scintillante di cristelle e cromature. In quegli anni era uno degli svaghi più gettonati da migliaia di giovani. E siamo adesso a pagina 8. A pagina 8 apriamo appunto con un servizio della nostra collaboratrice di sempre, Anna Burdua, che ci parla della chiesa di San Cataldo. La chiesa di San Cataldo è una delle 4 chiese parrocchiali di Erice. Non si conosce l'anno esatto di fondazione, ma secondo alcune testimonianze sembra sia esistita già nel 1339. Ed ancora un altro articolo d'arte, di pittura, firmato da Rosanna Sanfilippo. Il titolo Terra Salem, un sogno di pietra, ed è il titolo della mostra fotografica tenuta da Leonardo Timpone presso il castello normanno svevo di Salemi, realizzata col patrimonio del comune di Salemi e in collaborazione con la Chissaipe. L'artista ripercorre i momenti fondamentali nella civiltà millenaria della città di Salemi. Siamo a pagina 9. Pagina 9 si parla dei tesori di Valderici, la firma di Mattia Badalucco Cavasino. Quindi tesori di Valderici, il santuario Nostra Signora della Misericordia. In particolare la redattrice di questo articolo si sofferma anche sul fatto che il santuario vanta
affreschi, stucchi, tele, statue, paramenti sacri seicenteschi di notevolissimo pregio. Sotto ancora una notizia abbastanza interessante pure, perché noi di epoca nostra, particolarmente quando si parla di lingua siciliana, diciamo che saltiamo in piedi e ci inchiniamo, specie quando si fanno iniziative alle quali c'è solo da togliersi il cappello. E parliamo l'articolo è a scuola di siciliano, e questa è un'iniziativa a cura dell'Associazione Amici della Casa del Poeta di Valderice, nata a fine di contribuire alla diffusione della cultura, dell'arte e delle tradizioni popolari siciliane, e si è dato via in tal modo al progetto A Scuola di Siciliano. Si tratta di un corso di approfondimento della lingua e della grammatica siciliana, e sarà tenuto dal poeta Vito Lumia, studioso della lingua siciliana di cui è grande interprete. E siamo così giunti a pagina 10, che viene aperta da un articolo di Vito Coppola, I disincanti di Alberto Criscenti. Si parla un po' della presentazione di questo volume. Un termine che disincanti è un termine che, a detta di Cinzia Demi, una delle prefatrici, incarna le due anime dell'autore. E quindi chiusura in bellezza, la chiudiamo a tavola. Tavola adesso più che mai fa cultura, il titolo è La cucina che fa cultura, è un'iniziativa mia, e qui ho tratto spunto appunto da quello che è successo in estate all'Expo di Chicago, dove la melanzana è salita in cattedra con una bellissima ricetta. E si parla appunto della melanzana, particolarmente usata nella pasta asciutta, con sugo, con aglio e tutto quello che volete. È salita in cattedra questa melanzana all'Italian Expo di Chicago, ma mi è piaciuto prendere questa iniziativa, questa notizia e fare questa rubrica anche per la nostra controproposta, perché noi ci dilettiamo anche di cucina, e allora non ci resta che chiudere questa rubrica per questa prima puntata, augurare buona lettura e soprattutto buon appetito.